Mi fa male il ginocchio, sono distrutta, mi fa male il ginocchio tantissimo, sto tentando di chiudere anche questa situazione, insomma, intera. Intera. Magari posso ricavare delle foto dal video, come Siena. Bella esperienza, soprattutto toccante per l'odore che ho sentito, avevo già preavvertito l'odore che c'era nella chiesa. Intera, come sei intera? Adesso torno a casa, non ce la faccio più ragazzi, ho un dolore al ginocchio che è veramente terribile, ho un dolore al ginocchio, veramente un dolore al ginocchio. È stata una bellissima, bellissima esperienza, grazie. Mi sento stanca, però ne approfitto per girare l'ultimo video in piedi, forse, probabilmente. Se non mi fossi sentita così stanca sarei andata al Duomo, sarei andata a Piazza del Campo, avrei fatto un giretto, ma mi fa male il ginocchio tantissimo, proprio il ginocchio, veramente. Il ginocchio mi fa male. Mi fa tanto male il ginocchio sinistro, al punto che non mi sono nemmeno potuta inginocchiare. Devo risolvere questo problema al ginocchio. Esiste. Ho notato che il problema al ginocchio c'è. Vi ho fatto vedere come sono intera. So che tu vorresti che io indossassi il cappotto perché tu indossi il cappotto, però ti devo dire che a me piace tantissimo questo giaccone, questo giubbino, perché ha questi disegni, è molto particolare, mi piace tanto tanto tanto. Lo so che tu vuoi che io metta il giaccone, però a me questo giubbino mi piace tanto. Mi è sempre piaciuto e così. Mi è sempre piaciuto e ce lo facciamo andare bene. Ora non voglio ripetermi perché altrimenti si perde l'intensità del momento, l'intensità di questa visita così spirituale, questo luogo così pieno di vita, pieno di energia, veramente mi ha toccato sinceramente, ma più che altro per l'odore che ho sentito, mi ha proprio toccato. Cioè io adesso devo un attimo esaminare quello che mi è successo, perché io sono passata nell'ospedale, ripeto, io ho preso l'acqua, sono passata nell'ospedale dove si fa l'accettazione, quella per ginecologia, e ho cominciato a sentire questo odore impressionante di vaniglia che mi sembrava lontanamente un profumo che io mettevo quando ero ragazza. Quando ero ragazza avevo questo profumo alla vaniglia, mi piaceva tantissimo perché io sentivo di stare al mio posto quando mettevo questo profumo, perché sì, mi sentivo al mio posto con questo profumo, ecco la riflessione. Sono andata nella chiesa e ho sentito lo stesso profumo, questa cosa del profumo veramente mi ha toccata, non lo so, poi esaminerò che cosa significa questa cosa del profumo. Però effettivamente voi credete che io sono accelerata, sono pazza? No, ho una sensibilità diversa perché sono poeta. Questo è l'ultimo video che faccio in piedi perché adesso penso proprio che vado a prendere il bus. Mi fa male il ginocchio tantissimo, quindi ho pregato anche per il ginocchio, ho pregato per i miei cari, è stata una bellissima giornata. Penso che adesso ci rivedremo direttamente al compleanno. Di chi è il compleanno? Non lo so, è proprio un mistero di chi è il compleanno, non si sa di chi è il compleanno. Ci rimettiamo e ci rivediamo direttamente al compleanno, il tuo compleanno? Sì, dai, molto diretto. Ci vediamo direttamente al tuo compleanno? Perché manca poco. Non ho ancora deciso cosa fare. Sarà un po' sporco. Sabatina, il regalo più bello che mi puoi fare è devi essere perfetta. Vuoi essere perfetta secondo i miei standard? Ma ci sono anche altri standard che io devo seguire. Tutta una perfezione, oddio, mi fanno male le ossa. Spero che il prossimo video, quando verrò qua, sarò sanata. Ci vediamo al tuo compleanno. Baci.
La chiesa è chiusa, il telefono è scarico, non posso aspettare ancora, però Santa Caterina l'ho pregata. In un'altra sala che non mi ricordo come si chiama, non nella chiesa del Crocifisso, ma l'ho pregata. L'ho ringraziata, nonostante tutto sono in piedi e sono qui. Il ginocchio non mi fa tanto male come prima, però c'è il dolore. Grazie Santa Caterina, spero di venire a renderti grazie per tante altre cose, anche per i miei cari e per i miei amici. Ok, Santa Caterina, ti ringrazio perché sono venuta in piedi qui, perché il ginocchio non va tanto male, piano piano sta guarendo. Volevo ringraziarti insieme agli altri santi perché sono più che convinta che si risolverà questa questione tra Israele e Iran. Sono più che convinta che le forze del bene vinceranno e si comprenderà che la soluzione deve essere necessariamente diplomatica, che non esiste la barbarie che stanno facendo anche a Gaza, sono cose disumane, a dir poco sataniche, e sono più che convinta che voi che siete le potenze del Signore sconfiggerete i demoni. Sono più che convinta di questo, che il destino dell'umanità andrà nel bene, che si risolverà anche la questione tra Israele e Iran, così come si risolverà la questione a Gaza con un po' di impegno da parte dei potenti. Ognuno di noi fa il giusto nella vita, un po' di impegno da parte dei potenti, un po' di raziocinio e ce la possiamo fare. Santa Caterina, ti voglio anche pregare per i miei cari, per la mia vita. Ti ringrazio perché so che mi farà incontrare mio marito e so che quest'uomo che il Signore ha designato per me dopo tanti anni di castità, so che il Signore ha destinato per me quest'uomo straordinario che mi ama tantissimo, come San Giuseppe amava Maria, e so che il Signore mi darà un figlio perché lo desidero tanto, è una cosa che voglio tantissimo. So che questa cosa avverrà, so che avverrà anche il mio destino letterario, il fatto che io sono nata con questo destino per la poesia, per la scrittura. So che il Signore guarda a me, che vuole la mia vita straordinaria come quella degli altri. Ti ringrazio per tutte queste cose che accadranno, grazie a te e agli altri santi che mi vogliono bene. Ti prego anche per i miei cari, sono più che convinta che tutte queste cose accadranno e che mi ami tanto e anche io ti amo tanto.